di campionato in insieme una sfida cruciale per la griglia playoff. Il match tra Milano e Brescia mette in palio per chi vince almeno l'ipoteca sul secondo posto, ma anche la speranza di salire al primo. Nelli blocca per Napier che va da Caruso, Milan gli concede il tiro, Caruso se lo prende e lo manda a bersaglio. Melli si prende un'altra tripla e segna anche questa. Niccolò Melli con la seconda bomba di giornata. Milan la mette per terra, Della Valle attacca dal palleggio Tonut e segna un gran canestro in sottomano. Sheets, Della Valle su di lui, ancora si va in punta, rimane perimetrale Milano, adesso Placadori va in penetrazione, palleggio, arresto e tiro. Milan porta il blocco, Messinburg gli gira intorno, guarda Della Valle che non ha spazio per tirare, Achille dall'angolo per Milan, Achille taglia, va al ferro, a segnare di mano a sinistra. Scienza rimane con Cobbins, lo sfida 1 contro 1, aiuto di Bernel, liberato Flaccadori per la tripla! Diego Flaccadori al bersaglio con il tiro da 3 punti che porta Milano sul +7. Movimento da parte di Messinburg, letto benissimo da Valentine che lo anticipa, Valentine prova il lob per Sheets! Palla persa di Milano, Cuono prova ad accelerare, Napier lo rallenta, non dà la possibilità a Brescia di attaccare in transizione, ecco il blocco di Cobbins per Cuono che si prende la tripla, la manda a bersaglio e Brescia è lì con il piatto sul collo dell'Olimpia -1. Ricci contro Messinburg, vediamo se Brescia va ad aiutare con qualcuno, Ricci prende il tiro cadendo indietro e lo segna, che canestro di Pippo Ricci! Cornet si incrocia con Della Valle che attacca Tonut, va al ferro, mano sinistra e layup vincente per Amedeo Della Valle. Abbiamo commesso errori stupidi nel secondo quarto, siamo partiti molto bene nel primo, poi ci siamo un po' così deconcentrati, adesso a metà qua dobbiamo un attimo ritrovare la concentrazione e ritornare a giocare come giocavamo all'inizio. Rimangono 5 secondi per l'attacco di Brescia, Della Valle, penetrazione, chiude il palleggio e poi arma la mano di Kenny Gabriel. Heinz al gomito nell'angolo per Tonut, poi Napier che ha di fronte Della Valle, Heinz porta il blocco, libera, spazio per la tripla di Shabazz Napier. Sheets con Bernel, ribaltamento per Napier che palla di Sheets per liberare il numero 13 dell'Olimpia. Milan la riprende, lancia Bernel, vantaggio numerico per Brescia, Messinburg prende, spara la tripla in transizione e la segna. Sorpasso Germani Brescia, time out per Ettore Messina. Messinburg deve forzare il tiro, scade il tempo, Messinburg la perde, Voigtman lancia Napier, arriva a rimorchio anche Hall che va a inchiodare di mano destra. Non ha l'angolo per andare a tiro, però deve tornare fuori da Messinburg, altro pick and roll, Messinburg va in penetrazione, Bilan dal gomito a segno ancora Miro Bilan. Bilan lancia Della Valle, anticipato da Napier che può ripartire per parmare la mano di Savoy, Sheets! Tripla bersaglio! Tonut la mette per terra, va da Sheets che attacca Della Valle, il runner di Savoy, Sheets! Cuono accelera, si accoppia con Napier, poi Della Valle si prende lui il tiro e lo segna. Amedeo Della Valle con la tripla che vale il -5. Isolamento di Napier con Della Valle, Melli, piedi a posto, tripla bersaglio, il capitano suona la carica, Niccolò Melli con la terza tripla della sua partita. Hall palleggia contro Della Valle, va in penetrazione, Della Valle gli toglie la palla, Bilan la salva in campo ma la regala a Sheets che può andare al ferro, la butta per aria ma sbaglia, c'è il tapin di Melli però. Nel vuole provare ad accelerare, Della Valle a rimorchio, sistema i piedi, finta, flyby di Melli, a rimorchio Gabriel che si alza per la tripla e la segna, Kenny Gabriel. Melli, impressione sul numero 5.
Vila non fa in tempo a tirare, finisce così, le assetto Emporio Armani Milano, batte la Germania Brescia 83-77, se all'ultima giornata l'Olimpia supererà Cremona sarà sicura di centrare almeno la seconda posizione. Sicuramente siamo stati bravi nel secondo tempo, abbiamo avuto un po' di difficoltà nel secondo quarto, dopo siamo stati bravi, abbiamo trovato un po' di fluidità e poi insomma era importante vincere. Adesso abbiamo l'ultima Cremona per quantomeno consolidare il secondo posto e vediamo.